Buonasera e benvenuti alla Stella Azzurra. Per la seconda giornata di Serie A2 si affrontano la Lazio Calcio 8 e il Siwa Capitolini. Bassani sul punto di battuta, parte col suo destro Bassani, la palla che passa, gran parata di Valletta. Il Siwa che imposta, ma la Lazio va in pressione, occhio alla palla recuperata da Biancoceleste, arriva Asta da dietro che batte il portiere avversario, facile facile l'appoggio del numero 9, 1-0 per la Lazio. Siwa che va al fallo laterale ma è in difficoltà all'impostazione, recupera palla, qua Ariello che non ci pensa un attimo, un sinistro imparabile per il portiere, è il raddoppio della Lazio Calcio 8 che vola nel primo tempo. Ecco il solito Bassani, il destro e la palla che sibila vicino al palo. L'azione del Siwa adesso portata in avanti da Monti, Monti a spazio, il sinistro di Monti, pesca un angolo impossibile, il numero 16, il Siwa rialza la testa proprio sul finale del primo tempo, gran gol di Monti. Gran piglio dei ragazzi in maglia verde nella ripresa, parte il cross, De Gennaro spacca la traversa. Corner per la Lazio Calcio 8, Frazzini chiama lo schema ma c'è l'uscita del portiere, occhio la palla al limite, va in difficoltà l'estremo difensore che poi però fa ripartire addirittura il contropiede dei suoi, c'è Vicini che la passa a Sarto che è tutto solo, batte Valletta, Sarto e fa esplodere la sua tifoseria, 2-2. Il Siwa vuole provare addirittura per la vittoria, c'è la palla in palleggio e Vicini ha provato una cosa difficilissima. Patrick O'Brien prova ad andarsene sul settore sinistro, entra in area, va giù, attenzione perché arriva il fischio del direttore di gara, proteste della Lazio, vediamo la decisione dell'arbitro, qui si avvicina e c'è l'ammonizione per simulazione per O'Brien, vediamo dal replay che effettivamente ha cercato il contatto. Metronomo Bassani a dettare l'azione, ancora Vicini, c'è l'assist e De Gennaro completa la rimonta del Siwa Capitolini contro la Lazio Calcio 8, sotto 2-0, siamo 3-2 adesso. Palla protetta all'altezza del corner, proprio quando arriva il triplice fischio del direttore di gara, vittoria in rimonta fondamentale per il Siwa Capitolini che batte la Lazio Calcio 8 di mister Pier Giorgio Frazzini per 3-2. Purtroppo abbiamo avuto un calo, credo, di concentrazione al secondo tempo perché la partita diciamo che era nostra al primo tempo. La tenevamo bene il campo, eravamo ben messi, il mister ci aveva schierato con una formazione ottima, pur sapendo di affrontare una squadra, come dicevi tu, fisica. Purtroppo la concentrazione è venuta meno al secondo tempo, occasioni non sfruttate, davanti al portiere bisogna fare gol, altrimenti il risultato va via come è andato oggi. Questa è una squadra che ha carattere, lo ha dimostrato l'altro anno e continuerà a dimostrarlo anche quest'anno. L'obiettivo minimo naturalmente è quello di riuscire a confermare quanto di buono ha già fatto l'anno scorso e per raggiungere questo obiettivo minimo c'è bisogno del carattere visto oggi in campo. Questa per quanto mi riguarda è una grandissima vittoria frutto del sacrificio e della voglia di vincere di tutti. Avevamo alcune assenze importanti, di una rosa di 15 giocatori, oggi eravamo 9, 8, 9 in campo e quindi sì, sono molto soddisfatto, forse una delle vittorie più belle e meritate secondo il mio punto di vista.